Villa Marzana giustamente chiede che vengano ricordate le proprie radici che, ecco, in questo caso parlando dell'eccidio avvenuto 80 anni fa sono radici molto dolorose e proprio per questo meritano di essere ricordate, per evitare che certi eventi non accadano più. Di fatto nel mondo già accadano e pare che il mondo stesso se ne dimentichi. Quello che noi chiediamo come consigliere regionale io sicuramente, ma anche come consiglio regionale del Veneto, è che appunto la storia triste di questo paese non venga dimenticata e che venga divulgata più possibile all'interno delle nostre comunità e nelle scuole. È stato creato davvero un lavoro ottimo, si tratta di una rappresentazione teatrale nata da una profonda ricerca storica dell'avvocato Lorenzo Pavanello, che ha coinvolto poi altri attori importantissimi come i Lions, come la stessa amministrazione comunale, come i colleghi dell'avvocato Ezio Conchi, Gianfranco Munari, ma anche Lucia Polato hanno creato questo evento teatrale che magari, io spero, possa avere per il futuro anche il riconoscimento da parte del nostro Presidente della Repubblica. Gode già del patrocinio della Regione Veneto questo evento, vediamo se in futuro riusciremo ad andare oltre perché credo che lo meriti. L'eccidio di Villa Marzana non appare nei libri di storia, ci sono degli insegnanti zelanti che ne parlano durante le loro lezioni, ma di fatto sui libri non troviamo traccia di questo evento tanto tragico e tanto importante per la nostra memoria storica. Ogni anno praticamente noi celebriamo la commemorazione dell'eccidio di Villa Marzana, è la seconda domenica del mese di ottobre. Quest'anno viene celebrata il 13 ottobre, quindi domenica 13 ottobre c'è la commemorazione ufficiale che ogni anno si celebra per onorare i caduti che ci sono stati. Voi siete un comune medaglia d'argento, giusto? Medaglia d'argento al valor militare, siamo stati riconosciuti tanti anni fa dal Presidente della Repubblica e adesso stiamo vedendo anche di chiedere qualche altra medaglia al valor civile per quello che è successo, per le giovani vittime che sono morte e fucilate e per anche le famiglie, per le madri che hanno sofferto molto durante questo eccidio che c'è stato. I Lions sponsorizzano quelle che sono le attività culturali territoriali all'interno del proprio distretto, si uniscono e fanno forza per portare servizio, in questo caso culturale, e nella promozione di uno degli avvenimenti del nostro territorio per portarlo a livello nazionale. Ecco, questo soprattutto ai nostri ragazzi e tramite i nuovi servizi, network, podcast e tutto ciò che possiamo fare. Quel giorno fu consumata una rappresaglia terribile e rappresaglia significa, come è accaduto il 15 ottobre 1944, l'uccisione di persone che non avevano alcuna responsabilità semplicemente perché appartenevano a una comunità ritenuta vicina o in qualche modo compiacente con i resistenti che in quel momento tentavano di lottare disperatamente contro l'occupazione nazifascista. Quindi fu consumato un eccidio, furono uccisi ragazzi presi a caso per la strada, 14 il più giovane, 15, 16, 17, 18 anni. Alcuni erano anche vicini alla resistenza, ma per lo più erano persone totalmente estranee. Questo significa rappresaglia. Fu un fatto terribile che dobbiamo ricordare perché i diritti umani vengono prima dei confini, delle guerre. Scoprì dalle carte processuali che fu fatto un processo istruito molto bene, un processo rapido, un processo che individuò i responsabili e soprattutto scoprì che i responsabili erano di matrice italiana. E questo è purtroppo per noi molto importante per il nostro esame di coscienza. Riesumai le carte, costruì una sceneggiatura rigorosa sulle carte processuali per portare a conoscenza di tutti che cosa veramente accadde quel terribile giorno. Abbiamo creato un podcast e un documentario della trasposizione del processo che c'è stato, per cui questo podcast e questo documentario dovrà essere divulgato praticamente tramite web, tramite qualsiasi piattaforma possibile e immaginabile per far sapere che è successo a livello nazionale, perché questa è l'importanza, cioè creare un prodotto che abbia una divulgazione che permetta di raccontare la storia di un territorio
di cui si conosce poco a livello storico e quindi è importante questa divulgazione. Il titolo è L'eccidio di Villamarzana, sottotitolo Il processo che c'è stato e che ha condannato le persone, i veri responsabili di questa tragedia, insomma di questo evento veramente drammatico.